Allora, oggi è una bella giornata, è un po' freddino, c'è il sole però, qui abbiamo il capogruppo della Lega inossidabile Marco Dolfini, Sì. che ci vuole fare dei comunicati, ma io per non scherzare io sono serio, sono serissimo. Cosa vuoi dirci? È una bella giornata. Ci sono anche i pescatori, stanno sistemando le reti, Certo. stanno sistemando le cose, vuoi dire qualcosa sulla pesca? Tra l'altro ho visto un bel video, una bella iniziativa anche del consigliere regionale in cui ha trascorso una giornata a bordo di una barca, dunque... È stata una cosa molto seguita, ci mancherebbe ha altro. avuto anche diverse apprezzamenti, è stato seguito, qualche critica per carità, ma c'è stato anche diverse... è sicuramente una cosa importante perché se ognuno si rende conto appunto delle problematiche del lavoro altrui, ci mancherebbe altro, anche per portare avanti le istanze del territorio. È proprio su questo però, se da una parte è positivo, visto le critiche che lei ha mosso questa mattina sui giornali per quanto riguarda l'ASL, il nuovo piano sociosanitario, insomma mi lascia un po' così stupito nelle sue critiche, anzi va anche contro gli ideali del suo movimento, perché il nuovo piano sociosanitario impartito dalla Regione, votato e finalmente dopo diverso tempo approvato, va appunto nella direzione di ridurre le spese, ridurre appunto gli stessi stipendi, dunque anche i costi, va a ridurre la burocrazia. Stai parlando ovviamente del fatto che nella provincia di Venezia ci sarà un'unica ASL, giusto? Esatto. Tra l'altro ricordo a tutti che oggi siamo a Scavalco, oggi l'ASL di Chioggia è gestita da, tra virgolette, un commissario, che è il commissario direttore di Venezia, ecco. Dunque non è una novità questa, domani mattina non sarà altro che il direttore sia di Venezia che anche di Chioggia, dunque non cambia assolutamente niente, gli investimenti ci sono, Zaia stesso ha più volte detto che ci saranno, oltre a essere venuto a Chioggia a inaugurare le nuove strutture di risonanza e quant'altro, ma ha già promesso, ci sono già i progetti, ci sono già i soldi per altri ulteriori investimenti di 7 milioni e mezzo e oltre più, dunque figuriamoci. Quindi praticamente tu stai difendendo l'iniziativa della Regione, di cui la Lega è maggioranza, dove praticamente difendi questa scelta di unificare le varie ASL regionali, nel caso della provincia di Venezia, in un'unica ASL, quindi ci sarebbe uno scalo di economie e non da 20 passa più ASL che erano nella regione, si va a ridurre, a crearne solo 9 e questo va nella direzione di ridurre i costi, di ridurre le spese, di ridurre anche gli stipendi dei stessi coloro che amministravano queste cose, meno burocrazia, maggiore efficienza, maggiore efficacia e maggiori servizi che si traducono in maggiori servizi sui cittadini, sugli ammalati e quant'altro. Dunque non vedo per quale motivo ci sia delle critiche da parte appunto di una rappresentante di un movimento che ha fatto suo tesoro di queste sue iniziative e quant'altro. Beh, ma è poi un po' gioco delle parti. Lo stesso sindaco. Anche tu faccio la parte del diavolo, è l'avvocato del diavolo. Anche tu hai l'opposizione a Chioggia. Ok, però vedo che anche lo stesso sindaco Ferro, sempre il Movimento 5 Stelle, ha avuto un attimo di titubanza su quanto dichiarato dalla stessa consigliera, insomma non sono neanche in sintonia su questa iniziativa appunto di critica nei confronti del nuovo piano sociosanitario. Noi siamo sempre disponibili, porteremo l'assessore, se vorranno invitarci andiamo ben volentieri, ci mancherebbe altro. Portando anche l'assessore, magari anche il presidente Zaia, ci mancherebbe altro. Quindi potrebbe essere che facciamo fare un giro in peschereccio anche al presidente Zaia? Perché no? L'importante è che ci siano le richieste e la volontà di farlo. Va bene, grazie, buona giornata. Ciao a te. Ciao.